ragazze d'Italia. Buonasera a tutti, benvenuti a Villa Italia. Buonasera a tutti, benvenuti a Villa Italia e questa sera state per assistere alla finale regionale del concorso nazionale Miss Reginetta d'Italia. Bene, direi di fare un grande applauso alla nostra mascotte Giulia e alle due bellissime ballette della serata, Fernanda e Stefani. Un altro applauso ancora alla cantante Greta Martello, che poi sentiremo più tardi. Io ho visto ora tanti applausi, ma ve ne chiedo un altro. Un applauso a una ragazza che purtroppo oggi non c'è più, è venuta a mancare 2 giorni fa. E quindi vi chiedo un grande applauso a una ragazza che rimarrà sempre nei nostri cuori, che è Giorgia Libero. Un grande applauso a Giorgia Libero. Bene, come avrete capito si parla questa sera di bellezza, appunto perché è un concorso regionale dove sfileranno le più belle ragazze venete, quindi questa sera, cara giuria e caro pubblico, avrete modo di gustarvi con i vostri occhi queste bellissime ragazze, ma ora direi di chiamare qui sul palco l'organizzatore dell'agenzia Fashion Lady Eventi e Talent Scout, Giulio Romi. Buonasera, grazie, molto bella gente. Già che state applaudendo, io chiederei, perché senza di loro non si poteva fare questa serata, un applauso a Villa Italia e in particolar modo a tutto il personale e a Stefano e Valeria. Un bel applauso, grazie. Allora, questa sera bellezza, musica e spettacolo. E a proposito di spettacolo, Claudia Pinton. Grazie. Devo chiedere al patron se possiamo fare una variazione di regolamento e fare in modo che Claudia possa sfilare e partecipare. Non si può. Ha già vinto tutto comunque. Ok, Claudia quindi con me questa sera, ma soprattutto farà lei da presentatrice. Allora, prima di iniziare con le nostre uscite, io vi ricordo, anzi vuoi ricordarlo tu quali sono le uscite di questa sera? Sì, ci saranno 2 uscite a votazione, quindi la giuria dovrà stare ben attenta a queste uscite. La prima sarà con i gioielli dell'acquario di Rovigo, uscita a votamento, dove appunto la giuria dovrà valutare l'eleganza e il portamento delle ragazze che concorreranno. E poi ci sarà un'altra uscita a votazione con i bikini, dove le ragazze sfileranno in costume e lì, giuria attenti, dovrete valutare la fisicità e la bellezza delle concorrenti in gara. Ok, dato che mi dicono che con questo si sente meglio, tu sei la presentatrice, ti passo questo. Ecco, allora, io presenterei anche la giuria velocissimamente perché noi siamo qui per vedere le belle ragazze partecipanti che hanno appunto partecipato alle tappe precedenti e quindi sono tutte finaliste, ma la giuria velocemente. Presidente giuria Eligio Giovannini, agente presso Arma Distribution e Star Italia. Noelle Margini, fashion designer di Prato, dopo avremo modo di parlarne. Alina Grobslowski, modella e fotomodella, titolo di Miss Reginetta Monella Vagabonda, Miss Reginetta Veneto, stilista per Miss Principessa d'Europa. Eccola lì, eccola lì, bella, bellissima. Poi abbiamo Erika Jackson, Miss Over, presentatrice, eccola qua, speaker radiofonica per Radio Diva. Rosy Pozzato di Miss Mamma Italiana, modella e presentatrice.
Michele Ferraro, modello indossatore, e poi per ultimi, ma non di certo di importanza, Marta Toffano, make-up artist per Beauty Art, Gianmarco Gaiotto, sempre di Beauty Art, Maurizio Marigo, Hair Stylist. Questi sono stati Maurizio Marigo, manca, vabbè, forse l'ho lasciato con le figlie, no, non è in giuria, ok. Abbiamo Anna Penello, ecco, sostituzione, fashion blogger, qua con noi, quindi io direi una giuria veramente competente, molto competente, preparata, perché il concorso di bellezza premia la bellezza, anche il portamento, tutto quello che volete, però la bellezza è sempre in primo piano, almeno io la penso così, perché altrimenti non si chiamerebbe concorso di bellezza, giusto? Benissimo, allora le nostre due uscite. Vuoi presentare i nostri collaboratori fotografi che sono questa sera con noi? Sì, allora i fotografi accreditati questa sera sono Antonella Sessolo, Fabio Gottardo, mentre per le riprese video Mario Bonesi. Bene, allora io però prima di andare avanti, solo velocissimamente chiamerei qui con me il direttore casting nazionale, patron del concorso nazionale, Demis Paganelli. Buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, grazie anche a te naturalmente che c'è tutto questo, perché dovete sapere che io ho grande stima di Demis, perché in un anno che collaboriamo insieme non c'è stato un attimo che non mi abbia dato retta, nel senso che gli scrivo, dopo 2 minuti mi risponde, gli mando qualche altro messaggio su Facebook, dopo 3 minuti mi risponde, e pensate che a tutta Italia, a tutte le regioni italiane a cui pensare, quindi facciamolo un altro applauso al patrone del concorso. Non saresti con me se non fossi così, non saresti con me se non fossi così, no? Perché io ho anche il onore di avere te con me. Quando tu prima hai parlato di concorso di bellezza mi fa piacere spendere 2 parole in merito, no? Il concorso di bellezza di Residente d'Italia è un successo da 5-6 anni, dopo il scouting che ho gestito a livello nazionale per Miss Universo, e dopo 5 anni di successo di Miss Residente facciamo un passo avanti, cioè lasciamo solamente la bellezza per arrivare anche al talento, perché c'è la canzone di Josué, c'è la nostra testimone, oltre le gambe ci sono più, non perché non basta la bellezza, ci manca bravo, può anche bastare quella, però vogliamo andare avanti. Siccome stiamo lavorando un reality, lanciamo, posso dare una Certo. lanciamo un concorso che è partito quest'anno, è legato a Miss Euro Tour, un concorso mondiale, dove porteremo la rappresentante italiana in Libano. Questo concorso mondiale la cerchiamo noi con Miss e Principessa d'Europa in Italia, e l'interessato per l'evento non è altro che Giulio Rovi, che è stato eletto promosso a questa missione. Grazie, so che hai anche qualcos'altro da dire, però prima di dire la seconda parte di ciò che devi dire, io chiamerei un attimo le ragazze fuori. Allora facciamo un'uscita di gruppo per le nostre partecipanti di questa sera, un bel applauso. Eccole qua le nostre protagoniste, eccola qui, la corona fatta a mano da Gioietti della Quadra. Dai anche dimmi. Sì. Volevo ricordare che sono 12 le partecipanti, La musica zero, grazie. ma solo 4 di loro andranno in finale nazionale a settembre, giusto? Giustissimo, 4 di loro, poi tra non molto chiamerò fuori il patrono, il direttore nazionale, il direttore casting nazionale che ci spiegherà altre cose. Nel frattempo loro un altro applauso, loro insieme alle vallette rientrano e vanno a cambiarsi per la prima uscita. Grazie, prego! La base di prima Lorenzo per l'uscita di gruppo. Ricordo ancora, perché non avete sentito, che dopo le 2 uscite, quindi che voi
ci sarà una terza uscita, praticamente una sfilata di moda nel concorso dello stilista Noel Magini, di cui avremo modo di parlare, e saranno Quindi io indosso il suo abito. eccolo qua. Ragazzi, che abito fantastico, Noel Magini, Noel, vieni qua, ti voglio qua, vieni qua Noel, ecco, bisogna E anche... poi l'ho scoperto giovanissima perché è del 94, quindi sono rimasta, che fa degli abiti strepitosi ed è giovanissimo, quindi un nuovo talento Un italiano. applauso a Noel Magini di Prato, ne ha fatto di strada per vestire queste ragazze. Il primo vestito e anche gli altri due delle nostre vallette erano suoi. Alla fine vedremo l'uscita di tutte le nostre ragazze con la sfilata di Noel. Noel, hai detto che hai 24 anni? No, 21. 21 anni. Ok, e da quanti anni che sei fashion designer? 5 anni. 5 anni, bene. E ne stai facendo di strada però. Sì. Merito dei tuoi vestiti, ma merito anche del manager, Certo. di Eligio Giovanetti. Bene, grazie, dopo avremo modo di parlare ancora di te e dei tuoi abiti, dei tuoi fantastici abiti. Chiamerei ancora qui Denis Paganelli, direttore casting nazionale, appunto, che nel frattempo che le ragazze per la prima uscita si cambiano, che ci spiegherà per bene ciò che significa, cosa accadrà questa sera per le votazioni, chi andrà in finale nazionale, quando sarà la finale nazionale e tutto ciò che ne concerne, insomma. Allora, intanto il sistema di voto. Questa sera ho sentito che hai scelto di votare da 5 a 10, quindi i giurati danno un voto per 3 uscite da 5 a 10, totalizzano poi dopo 2 uscite, totalizzano autonomamente quelli che sono votati. Quello che è la classifica, ed eleggeremo 4 ragazze. In realtà da regolamento la giuria può scegliere la prima e la seconda, il padrone quando è presente può spaziare tra le altre, dal ventaglio che la giuria dà in mano. Vediamo poi alla fine cosa dire. Le tappe che realizziamo quest'anno sono circa 200, arriviamo, se andiamo a vedere nel sito ce ne Questo mi metto qua così tutti senza andare alle spalle. e quindi abbiamo realizzato quello che è un record di settore del concorso giornalista, no? Quindi 200 selezioni, quasi tutte le regioni coperte. In finale quest'anno arrivano 60 ragazze provenienti dal modo d'Italia, forse questa sera c'è anche una sorpresa sulla 40 ragazze che portiamo alla finale nazionale, vediamo, devo sempre aspettare quello che è il parere della giuria. Come è nato Principessa, so che dobbiamo dilungare un pochino che mi dilungo qua le parole. Il Presidente d'Italia è nato 6 anni fa, grazie a Slide, un giornale che forse trovate sul vostro tavolo, è il magazine del nazionale del Mediapart dell'ospitale del Festival di Sanremo, del Donatello, Aiuto, di Storia di Ferma, L'Astri Progetto e tanti altri eventi, con una collaborazione nata da Miss Universe Italy, dove io curavo quella che era la recruiting. Abbiamo dato il via alle selezioni in Italia. Poi qualcuno qualche tempo fa negli Stati Uniti si è iniziato a dedicarsi alla politica, sapete che il patrono di Miss Universo è candidato alla presidenza degli Stati Uniti, e quindi attraverso questo, diciamo, allontanamento, questo allontanamento che ha avuto il patrono mondiale, noi abbiamo iniziato ad avviare un concorso nostro che è appunto Miss Reggimento d'Italia. Pensavo un particolare, nessuno lo sa, è venuto in mente adesso parlando del concorso che ho detto. Quando è nato Miss Reggimento d'Italia doveva essere Miss Reggimento d'Italia in miniatura. Sì, perché Piero Cambetti si era inventata l'idea di fare un concorso di bellezza per ragazze sotto 1,50 m. Pensa un po', no? Che stranezza. Quindi abbiamo presentato il progetto a Ravalli, l'inventore di ET, e colui che ha avviato il parco Italia in miniatura in Italia, no? Nella provincia di Rimini. Poi quell'anno lì, avviando il concorso suo di Miss Italia in miniatura, quindi sempre la Reggimento d'Italia, la Migliani in questo caso vinse, no? Quindi dovete pagare all'epoca con 200-300 mila euro. Quindi si dimenticò del concorso di bellezza e noi portavamo avanti Miss Reggimento d'Italia senza il miniatura, e da lì è nato Miss Reggimento, che è diventato un successo, sai, concorso italiano nazionale di bellezza più seguito dai VIP, siamo finiti su Striscia Notizie, su Rai 2, Rai 1, di strada ne abbiamo fatto. Siamo 5 concorsi di bellezza, poi io chiuso e lasciamo spazio a te. Accreditati al coordinamento italiano professionisti nuovi spettacolo, quindi siamo Regina d'Italia, Principessa d'Europa, Miss Italia, Miss Mondo, Miss Italia e Miss Universo, e insieme sono anche tanti altri concorsi, ma quelli accreditati che noi riteniamo insomma come cifre più serie sotto l'aspetto della conferenza sono questi.
Ultima, per evidenziare di Regione Italia e di Principessa d'Europa, che tutte le votazioni che fa la giuria, e la giuria può testimoniarlo perché deve metterci sotto nome e cognome e addirittura anche la firma, vengono conservati 12 mesi. Quindi dimentichiamoci di quei concorsi che magari qualcuno possa pensare, la giuria ha votato, ma tanto poi decidere sono sempre più del 4, no. La giuria stasera vota, facciamo il conto con il computer, quelle schede vengono conservate, domani mattina una mamma, sempre la mamma, no? Fai vedere come ho votato isolato, bene, io prendo la scheda di Erika, la può vedere il totale, le schede di tutti gli altri e vede che la votazione è stata quella. Ultima cosa è che cambiano le giurie, cambiano le vincitrici. Quindi questa sera è la finale regionale, perché i ragazzi che partono da prima alla finale nazionale, stasera quindi votano, leggeranno 4 ragazze, domani sera prendiamo le stesse 12 che siamo ragazze, le facciamo sfilare, cambiamo la giuria, cambiano le vincitrici. È sempre così. Quindi io dico sempre, lo slogan del concorso di bellezza è non vince la più bella, ma vince la più votata. È così. Grazie. Bene, grazie a Davis Paganelli. Un applauso al manager di Noel Masini, lo stilista. Gloria, quanto manca più o meno? Giuseppe, fatti dire per piacere quanto manca la prima uscita. Ci vuole un po', perché erano qui poco fa e quindi nel frattempo perdiamo questo po' di tempo con Eligio Giovannini, manager di Lady Star Italia. Dunque Eligio, tu non solo sei manager di Noel, mi metto qua per non darci spagna a nessuno, ma sei anche che cosa di Lady Star? Spiegaci. Allora, i Lady Star sono la gente di tutta l'Italia e i paesi della ex Jugoslavia e Lady Star è un'azienda che produce tutto ciò che si può fare con i capelli. Sono capelli veri, sono capelli che sono studiati apposta per essere diciamo un fattore di moda, perché oggi i capelli sono anche e soprattutto un fattore di moda che automaticamente rendono le persone più libere di scegliere il proprio abbigliamento, il proprio stato di essere, ed è quello che noi cerchiamo di inventare con questi capelli. Sono capelli che sono tagliati e disegnati da stilisti italiani e quindi hanno quello che tutti possono pensare, la moda. Grazie Eligio, un applauso, puoi accomodarti in giuria. Allora, i gioielli dell'acquario intanto sono i gioielli con cui le ragazze adesso sfileranno, quindi ricordo alla giuria, questa è una sfilata a vocazione, sempre da un minimo di 5 a un massimo di 10. Allora, parliamo di cosa sono i gioielli dell'acquario di Rovigo. La passione per la manualità creativa accompagna da sempre. La fantasia esplora i più svariati settori della manualità, ricavandone un piacere sempre nuovo che traspare da ogni creazione. Così nasce i gioielli dell'acquario di Innas Mariuk di Rovigo. Bracciali, collane, pendenti, orecchini, con tutte queste forme si compongono i gioielli. I gioielli dell'acquario sono realizzati a mano, con ago sottile, con una ricerca di estrema intuizione e personalizzazione, che con giochi di accostamento a volte intriganti e insoliti danno vita a pezzi unici. Perfetto, un applauso ai gioielli dell'acquario. A votazione Miss Reginezza d'Italia, i gioielli dell'acquario, dove si vota il portamento.
stati, avete dato un'occhiata, avete votato e ora direi alle ragazze di concedersi per andarsi a cambiare per la prossima uscita. Prego ragazzi. Ragazze, prego! Voilà, gioielli dell'acquario! Giulia, avete guardato il portamento? Avete votato? Mi raccomando, qui si tratta di finale regionale, quindi è una cosa molto importante. Esattamente, si dice sempre appunto concorso di bellezza, ma è anche il portamento, il camminamento è importante per queste ragazze che alcune di loro sfilano per la prima volta. Adesso abbiamo da votare alla giuria la fisicità, la bellezza di queste 12 ragazze che usciranno in costume da bagno. E prima un signore mi ha detto, ma quando escono? Tra poco, manco male, perché insomma, si vede che è venuto qua per vedere il costume. E adesso le vediamo tutte e 12 in costume, quindi seconda uscita In abito in costume. E la numero 1, Denise Camperato, a 18 anni, e risiede a Montegrotto.
Ma Nicole Manzato ha 20 anni e viene da Villafranca Veronese. Importante la numero 12. Lei è Patrizia Colotato, 18 anni e viene dallo Trave. Capisce le giovani, finisce le esigenze in Italia, quindi i giovani della loro bellezza. Eccole, alcune di loro, io ricordo a tutti, anche la giuria, nonostante siano a questa importante finale regionale Veneto, sfilano per la prima volta. Però io credo che abbiano fatto tutte la loro bella figura, sono tutte molto belle e potremmo anche dir loro di rientrare perché tra non molto tutte quante le vedremo vestite con il fashion designer di quegli abiti. Non sono veramente stupendi, io mi sono già innamorata di tutto. Ecco, tu qua lo compri dopo. Sì. L'ho già detto ai miei. Eligio ha detto che lo compra. Ragazze, allora dato che anche di là dove devono un po' vedervi, uscite pure a casa una dietro l'altra e rientrate e andate a prepararvi per l'ultimissima uscita. Prego, andate dentro di lì, fate il giro alla vostra sinistra. Bel applauso a queste nostre finaliste di Miss Reggimento d'Italia Veneto, dopo le rivedremo. Assolutamente, vorrei ringraziare anche da parte mia per il trucco Marta Tofano e Gianmarco Cagliotto e per il trucco invece Mauri Parrucchiere, Nicoletta e Battista perché sono stati davvero grandiosi perché hanno toccato me, hanno toccato le ragazze, quindi hanno fatto un lavoro bellissimo, proprio bravi. Bene, allora adesso vedete che c'è già il direttore casting nazionale che controlla che sia tutto a posto con i giurati per la votazione, verranno ritirate le schede, verranno fatti i conteggi. Le premiazioni, ricordo che aspetteremo dopo l'uscita del nostro stilista, di conseguenza lo stilista è già andato a preparare le ragazze su nel backstage, i conteggi adesso si faranno.